Buonasera a tutti e benvenuti a una nuova puntata di Coralia Live, gli aperitivi corali dell'Usci Friuli Venezia Giulia. Innanzitutto, avete visto, abbiamo mantenuto la promessa, ovvero l'ha mantenuta il gruppo vocale Vocal Cocktail, che ha creato la versione da concerto della nostra sigla, quindi non più quella in borghese, ma una versione elegante e da cocktail, appunto. Però quando pensiamo ai concerti e quindi alle prove in questo momento, ci vengono in mente soprattutto molti dubbi e molte incertezze. Il mondo corale è impaziente di riprendere l'attività e si chiede se sia arrivato il momento della fase 2 anche per i cori. Potremo tornare a cantare insieme e se potremo farlo, con quali modalità? Abbiamo deciso di rispondere, di cercare di rispondere almeno ad alcune di queste domande o offrire comunque non soltanto dei suggerimenti, ma delle informazioni concrete in questa puntata veramente speciale di Coralia Live. E lo faremo insieme alla nostra redazione e a un ospite speciale all'interno della redazione. Quindi io invito subito a presentarsi sullo schermo il nostro regista Pierfilippo Rendina, il presidente dell'Usci Friuli Venezia Giulia Carlo Berlese e la nostra co-conduttrice Lucia Vinzi, mentre la presentatrice dovrà imparare anche nelle prossime puntate ad aspettare i saluti degli ospiti dopo che li ha presentati, una cosa che non ho fatto mai nelle prime puntate, ma del resto siamo apprendisti delle dirette Facebook. Non siamo invece apprendisti della coralità e dopo averne conosciuto tutti gli aspetti, tutte le modalità ed esserci appassionati nella vita a questo mondo meraviglioso, adesso ci troviamo di fronte a una grande sfida. E quindi chiederei proprio a Carlo qualche parola proprio di introduzione, perché i cori sono nel mezzo di una marea di dubbi. Perché? Perché fondamentalmente in mezzo a tutti i decreti, tutte le decisioni prese non soltanto dallo Stato ma anche dalla Regione, ci sono degli ordinamenti che valgono per delle attività produttive, i cori in qualche modo si sono adattati, però forse c'è qualche novità proprio molto recente, quindi vorremmo parlare di questo e poi vi presenteremo anche gli ospiti di questa trasmissione, ma prima un'introduzione con Carlo Berlese. Sì, buonasera a tutti e sono contento di portarvi la mia parola direttamente, a rivolgermi a tutti i cori della regione. Siamo una grande famiglia corale e quindi la responsabilità che sentiamo come associazione è molto grande. Siamo in contatto continuo con la regione, ci telefoniamo a giorni alterni con l'ufficio sanità proprio per tenere monitorata la situazione e valutare attentamente tutte le possibilità. I dati che leggiamo sui giornali delle statistiche sono confortanti, fortunatamente, quindi vediamo scendere, i numeri calano sempre di più, però non è questo il momento di abbassare la guardia. Infatti la situazione del coro è una situazione molto particolare, la regione non si sente ancora di dare il via ai cori per motivi proprio scientifici molto importanti, molto pericolosi anche sotto certo profilo, perché sarebbe un peccato veramente perdere le posizioni raggiunte in questo periodo. Sebbene sembra impossibile, perché sembra che il canto sia bello cantare, sia bello trovarsi, però non è ancora possibile. E una delle prove l'abbiamo anche di fronte al fatto che i cori professionali degli enti lirici, nessuno ha ancora ripreso le prove. Quindi se tutto il mondo professionale ancora non lo fa, vuol dire che ci sono ancora delle cause che ostano questa situazione. Quindi
vi posso garantire che siamo in contatto continuo e quindi cercheremo in tutti i modi di indicare quando ci sarà il momento. Però adesso non è il momento di fare fughe in avanti, non si può partire con i cori, questo ancora non ci sentiamo di raccomandarlo. E un'altra cosa che vogliamo che i cori si preparino, anche quando ci sarà la possibilità di riprendere le prove, andranno fatte secondo un certo protocollo di prevenzione igienica, sanitaria, di comportamenti, di informazione, di tutta una serie di norme, di precauzioni che andranno prese e certificate anche con dei supporti che noi come associazione ci impegniamo fin d'ora a preparare e aiutarvi a realizzare. Beh, l'USCI in questo periodo ha cercato di essere vicina ai cori proprio dando delle informazioni, cercando di mediare tra quelle che erano delle informazioni non chiarissime, ma era ovvio fossero così, e quello che i cori cercavano di fare e di interpretare. Probabilmente quel segreto anche in questa fase è non andare ognuno per la propria strada, ma dato che siamo una grande associazione corale, appunto una grande famiglia corale, cercare delle soluzioni comuni sulla base però di motivazioni molto precise e argomentate, quelle che cercheremo proprio in questa puntata con i nostri ospiti che vi presento subito. Oggi con noi avremo due figure professionali diverse tra di loro, ma entrambe secondo me fondamentali in questo periodo. Da una parte chiaramente un medico, il dottor Rosario Albanese, che è medico del lavoro, cardiologo e pneumologo, e lo ringraziamo tantissimo di aver accettato di essere con noi oggi. E il secondo ospite riguarda quelli che sono diventati Grazie un a voi po'... per l'invito. Grazie a lei. Effettivamente in questo periodo sono stati due i divi, oltre ai medici, ai ricercatori in campo medico, anche i filosofi. Ecco, diciamo che c'è stata tutta una nicchia culturale che si è affidata alla voce dei filosofi più che alla voce della psicologia o di altre discipline. E quindi abbiamo voluto fare lo stesso e invitare, proprio per presentarci una riflessione, un filosofo, a dire il vero un docente di storia della filosofia, Jernej Šček, professore che è anche molto legato ad ambiti di antropologia e sociologia culturale, praticamente il filo è perfetto, ideale. Buongiorno anche a Jernej Šček. Buonasera e grazie della fiducia. Voluto con noi anche perché lui... Buonasera. Beh, una fiducia, penso, sicuramente lo dico già in anticipo, ben riposta, perché non è un esperto di filosofia a caso, ma un personaggio estremamente legato fin da piccolo al mondo corale. Non vi diciamo di più, probabilmente già lo conoscete, quindi sa benissimo di cosa parliamo e lo sa benissimo anche Lucia Vinzi, alla quale cedo la parola perché non vedo l'ora di ascoltare questa conversazione. Bene. Grazie Rossana. E niente, noi come diceva Rossana abbiamo queste due figure che ci aiuteranno, speriamo, cioè siamo certi, ad interpretare questo momento che è un momento un po' particolare, un momento, se posso dire, in cui i cori hanno continuato a fare i cori e l'associazione regionale, almeno la nostra, Friuli Venezia Giulia, ha continuato a fare il suo ruolo ed ha sancito sempre una presenza. Io vorrei introdurre prima Jernej perché mi pare che sia importante avere un quadro, diciamo in profondità sulla situazione che stiamo vivendo. Ti introduco velocemente dicendo con una suggestione. Io negli ultimi tempi, ascoltando e leggendo molto, mi sono proprio segnata tutte le volte che in tutti gli ambiti economico, politico, culturale in genere, venivano usate delle parole che per noi erano normali, come polifonia, come contrappunto, come voce, ma soprattutto la parola corale. Solo ieri sera anche il presidente Conte l'ha utilizzata. E incuriosita sono anche andata un po' così per una passione mia a leggermi un po' l'etimologia e ho scoperto con piacere che la parola corale non vuol dire facciamo le cose assieme, ma prima di tutto vuol dire che viene dal cuore. Allora, se le parole hanno una direzione e determinano anche delle azioni, io ci credo molto, possiamo pensare che questa parola così ricca di significato per noi, ma anche di significati che forse ci siamo dimenticati, possa essere
uno stimolo anche a quello che sarà, alla lettura di questo tempo, ma soprattutto a mettere le basi di quella che potrà essere una socialità che sicuramente sarà diversa, no? Una comunità che sarà diversa. Ti lancio questa palla. Allora Lucia, inizierei amichevolmente dicendo oltraggio. Attendersi da un filosofo che possa esprimere qualsiasi concetto sensato in 5 minuti è pressoché una mission impossible. Detto questo, Forse possiamo concederti qualcosa di più. La coralità è da sempre un Eden filosofico, par excellence. Spesso la paragono alle montagne con le quali convivo pure, quindi cercherò di sviluppare un discorso che in realtà non è niente di nuovo, come dice un film sul fronte occidentale, però cercando di fare un'introduzione, diciamo, più concettuale che applicativa. Insomma, stiamo vivendo una situazione veramente strana, seppur comodamente e benestantemente sdraiati sul divano, questa è la resistenza ai tempi del coronavirus, stiamo vivendo un'epoca che potremmo dire spinozianamente un'epoca delle passioni tristi. Stiamo male, non solo per la distopia che ci sta succedendo, mai potremmo pensare che un qualsiasi film o un qualsiasi libro distopico degli ultimi 100 anni potrebbe succedere proprio a noi, ma stiamo male soprattutto per quello che non verrà, per il futuro che da promessa si è trasformato in minaccia. E in questo contesto di più che trasvalutazione dei valori, direi di una svalutazione dei valori, di uno svuotamento, è difficile reagire, e si può reagire soltanto con i mezzi che la natura umana ci consente. Quindi purtroppo alla trasvalutazione dei valori non è seguito un riempimento, come detto, ma uno svuotamento, e stiamo vivendo le conseguenze di esso, una disillusione, un disinteresse, un disincanto mai provato prima, e un allontanamento, direi quasi una fuga dal mondo, fuga mundi, dicevano i rinascimentali, che una fuga che è un meccanismo di difesa, non è nient'altro, una fuga da quello che ti fa male, e purtroppo in questa situazione ci fa male la società, l'altro, il contatto con l'altro. Insomma, per un uomo di scuola quale sono, non c'è cosa peggiore che vedere il vuoto negli occhi di un diciottenne, di una persona che ha tutta la vita di fronte a sé. E quindi, ripeto, da persona di scuola, l'unica cosa che posso offrirgli è il tempo che dedico a lui e qualche brandello di umanità, che è un'umanità che riempie, che sostiene, che alimenta e che coltiva. Pensiamo un po' all'etimologia della parola cultura, coltivare, cultiver notre jardin, diceva Voltaire. Quindi l'umanesimo e la musica corale hanno una funzione unica, che è quella di credere e di sperare nonostante a tutto, di sperare nell'uomo, nel bene, nel tempo, nel bello e nello stare insieme, perché come detto prima l'Eden filosofico della coralità sta nei scritti dei nostri antichi, che sono riusciti a connettere la conoscenza col bello, la verità con la bellezza. Lo studio può e deve essere un piacere, un godimento, seppur dopo la necessaria fatica. Ogni cantore potrà capirlo, come può capirlo ogni montanaro che cerca di seguire le orme dell'ascensione. Questo è un discorso, quindi l'epoca delle passioni tristi. In questo spettacolo in questa danza macabra che stiamo vivendo, il pessimismo è necessità, perché si tratta il pessimismo della ragione è di necessità, è una necessità. Si tratta di sopravvivere e di seguire la ragione, che non può essere altrimenti che pessimista. È la volontà che deve essere ottimista, e che è il vero vaccino, diciamo così, umano al pessimismo che stiamo vivendo. Secondo aspetto, pensare ragionando, quindi
il pensiero critico e la salute razionale, no alle semplificazioni, mistificazioni, populismi, no a questo ritorno al medievale che mai fu così vuoto. Terza cosa, mi seguirà per fortuna un medico, il limite della nostra conoscenza è la cosiddetta sospensione del giudizio, l'epoché. Il so di non sapere è un traguardo immenso che oggi molti non riescono a realizzare e a capire. Poi, oltre alla salute corporale, c'è la salute sociale, ovvero la dialettica relazionale che ci fa essere uomini, animali sociali, è l'intelligenza sociale che nel dialogo con l'altro, nell'apertura, nella tolleranza, nel confronto, nella relazione, ha la sua benzina, per poi venire forse a un punto più applicativo, se potrei dire una parola diciamo di auspicio per gli amministratori e soprattutto per qualche direttore di coro improvvisatosi amministratore, organizzatore di eventi, eccetera, diffidare dai tentativi onnipotenti di qualche lupo solitario che invece di seguire le direttive, le linee guida scientifiche condivise, si tenta in qualche esperimento pseudoscientifico. Quindi attenzione attenzione massima verso le figure che poi ci sono, quali voi, Dellusci, quali Feniarco, altre figure professionali, seppur non necessariamente professioniste, che possono capire meglio di noi queste situazioni. Insomma, per concludere, per dirla brevemente, alla Marina Krapovic, che per il 50° della Barcolana ha prodotto il famoso slogan, ovvero il famoso slogan "Siamo tutti sulla stessa barca", we are all on the same boat. Possiamo salvarci solo insieme, possiamo salvarci solo coralmente. Grazie mille Irnei anche per essere riuscito a condensare concetti così importanti davvero in così poco tempo. E questa intelligenza sociale mi sembra una cosa molto importante, no? Perché comunque i cori sono anche abituati a lavorare in gruppo, in una micro società dove quello che fa uno ricade su quello che fanno gli altri, no? Quindi l'attenzione, anche il richiamo che hai fatto tu al diffidare da sperimentalismi particolari, cioè mi sembra importantissimo. E quindi io passerei la parola anche a Rosario Albanese, che da medico potrà andare ancora più in profondità su questo punto e soprattutto raccomandarci quella prudenza che è necessaria per noi, ma anche per tutti gli altri. Rosario, a te la parola. Grazie Lucia. Sì, mi senti tu, sì? Allora, sì. Innanzitutto volevo precisare questo aspetto particolare. Ci troviamo di fronte a un nemico invisibile, a un killer, visto il numero dei morti che ci sono stati in Italia e nel mondo. E la prudenza, senza dubbio, è fondamentale. Fondamentale perché dobbiamo essere noi responsabili e consapevoli di quelle che possiamo fare e di quelle che non dobbiamo fare, perché il rischio è elevato. È una malattia che si trasmette, è un virus che si trasmette per via aerea e di conseguenza possiamo essere esposti tutti quanti. E da qua sono nate le varie necessità, quelle per esempio della chiusura in casa, io preferisco usare il termine italiano e non inglese, poi quella di andare in giro con la mascherina, che serve appunto per proteggerci, ma massimamente per proteggere gli altri, perché con la mascherina chirurgica, quella rettangolare che si vede spesso in giro, serve soltanto a proteggere gli altri, perché fa un filtro sull'aria che noi espiriamo, e di conseguenza se una persona è portatrice di questo virus lo emette all'esterno, invece con la mascherina viene bloccato.
La mascherina, quella cosiddetta di comunità, quella che si viene fatta fai da te in casa, con tela, con tessuti, cosiddetti tessuti non tessuti, filtra lo stesso, ma è meno protettiva della mascherina cosiddetta chirurgica, mentre sono più protettive a livello professionale, naturalmente, le FFP2, perché proteggono sia per quanto riguarda l'aria che esce, sia per quanto riguarda l'aria che entra. Ora, un'attività come quella dei cori, in cui ci si trova tante persone messi insieme, bella come ha detto Lucia, che il coro viene dalla parola dal cuore, però è anche vero che io la vedo anche in quest'altro senso, lo stare insieme. E stare insieme significa anche possibilità di poter interferire con i vicini, ed ecco è nata la necessità assoluta, raccomandata da tutti i grandi scienziati e da tutte le persone responsabili che ci guidano in Italia, della distanza di sicurezza di quella di 1 metro. Però è molto risicato 1 metro, perché in effetti quando noi parliamo di queste goccioline, il termine droplet ormai è stato sentito tantissime volte, escono con una certa velocità e hanno un certo peso. La maggior parte precipita nel secondo già a livello di vita, quindi non più a livello di bocca, però arrivano circa 1 metro. Ora, per quanto riguarda parlare così, non ci sono tanti problemi, se no appunto di questa distanza di 1 metro sarebbe meglio un pochino di più, in effetti. Il virologo italo-americano, adesso mi sfugge il nome, che sostiene che sarebbe meglio 1,82 m, però per quanto riguarda l'attività corale c'è un altro problema, oltre che della distanza di dove possono avere le goccioline. Quando loro cantano, vanno su tante volte di tono e quindi l'aria che esce con una certa velocità, può superare sicuramente il metro di distanza, può arrivare a 3-4 metri o anche più, alcuni parlano anche di 8 metri. Naturalmente la distanza di 1 metro non è più sufficiente. Allora bisognerebbe escogitare di mettere i corali, i coristi, a una certa distanza, almeno di 3-4 metri. E allora cosa è impossibile, penso, perché non ci sono locali così grandi da poterli accogliere. E allora, data questa difficoltà, dato il fatto che ci possono essere questi passaggi da un individuo all'altro del virus, anche se fortunatamente dopo il periodo così cruciale del mese di marzo e parte di aprile, adesso stiamo vedendo che i contagi stanno diminuendo fortemente e rapidamente, anche questo è un altro aspetto fortunato, è che stanno morendo molto meno persone. Naturalmente la cultura di adesso, le preparazioni degli operatori sanitari, le apparecchiature a disposizione, i farmaci che ci sono riusciti a salvare tante persone, però dipende da noi tanta prudenza, non abbassare la guardia. Posso capire, perché io ho seguito spesso i cori, anche quelli diretti da Carlo, che c'è questa frenesia, questa voglia di riprendere a cantare, però sarebbe molto più opportuno essere calme, tranquille e poter poi provvedere al momento più opportuno, anche perché cosa succede? Se si va a cantare bisogna entrare in una sala, allora all'ingresso ci devono essere i dispositivi, i dispenser per igienizzare le mani, bisogna avere la mascherina, bisogna studiare la distanza di come collocare i vari coristi, poi bisogna che alla fine prima di uscire igienizzare di nuovo le mani. E poi bisogna porre una firma all'entrata, firma dove si dichiara che non si ha la febbre al sopra di 37,5, non si è frequentato persone in quarantena, persone che positive per il virus del Covid-19, allora che non si hanno disturbi tipo tosse, raffreddore, mancanza di respiro. Allora bisogna prendere questa responsabilità.
e bisogna firmarla. E poi per quale motivo questo? Intanto per tutelare quelle che vengono a cantare, ma inoltre la firma, la presenza è importante prenderla, perché se qualcuno nei 14 giorni successivi si ammala di Covid-19 è importante rintracciare quelle che sono state a stretto contatto, perché poi tutti devono essere messi in quarantena, creando grossi problemi di lavoro, grossi problemi in famiglia, perché la quarantena viene prevista che venga sviluppata e condotta nel proprio domicilio, quarantena attiva, perché 2 volte al giorno devono misurare la febbre e devono poi riferirla all'autorità sanitaria locale. Perciò, cari coristi, calma, abbiate ancora pazienza, poi tornerete a cantare come sempre in modo così meraviglioso. Bene, molte grazie. Davvero credo che questo richiamo alla responsabilità, alla prudenza, alla pazienza, insomma, sia importante, anche perché comunque facciamo coro lo stesso. Io non mi stancherò mai di dirlo. Abbiamo visto delle cose meravigliose in questi ultimi tempi e rimaniamo cantori, coristi, rimaniamo cori. Ecco, Rossana c'è ancora, perché mi pare che il tempo sia arrivato alla fine e siamo stati anche bravi, però Sì, no, in realtà Rossana, che è quella che non tiene mai i tempi, vuole fare anche l'avvocato del diavolo, ovvero voglio essere io la parola dei nostri cori, che l'immagino dall'altra parte dello schermo, no? Perché è già arrivata ad esempio una domanda, no? Per dire sì, però se facciamo lezioni di canto individuali, oppure non so, potrebbero dire sì, vabbè, ma noi proviamo a cantare con la mascherina e quindi in realtà proteggiamo tutti anche se stiamo vicino. Oppure potrebbero dire ma noi cantiamo in chiesa, la chiesa è grande, non stiamo in cantoria, ci sparpagliamo per la chiesa e cantiamo. Quindi io direi, dottor Albanese, effettivamente il discorso è a tutte queste domande probabilmente c'è una sola risposta, ovvero quella che lei ha già dato, vero? No. Sento le parole non intere. Puoi ripetere, Rossana? Senz'altro. Dunque, ci sono molte domande da parte dei nostri coristi, quindi possono... Rossana? Sì? Sì. Altrimenti no. Ma questo è proprio è destino, che proprio la voce va e viene. Gli altri mi hanno sentito? Forse ho sentito io le domande di Rossana. Posso intervenire prova. io? Sì, è chiaro che l'unica armi che abbiamo per la prevenzione del virus sono la distanza e la mascherina. E sono due parametri che cozzano contro il far musica e il far coro. Per cui più gruppi piccoli siamo e meno rischi ci sono, naturalmente. Cantare con la mascherina non è il massimo, però ci protegge di più. Abbiamo visto qualche esempio anche in internet di cori che hanno fatto concerti, un coro che ha fatto concerto con la mascherina nella Repubblica Ceca, mi pare. Non è che sia il massimo, voglio dire, dobbiamo aver pazienza, perché fare le cose tanto per fare così in pochi, eccetera, corriamo solo il rischio di mandare il messaggio che non c'è più il problema. Invece il problema c'è e diventa tanto più pericoloso quanto noi pensiamo che le barriere non servano più. Invece noi dobbiamo proprio seguire la ragione, il pessimismo della ragione, come diceva il nostro Ierney, e avere fiducia che nel futuro che le cose si sistemeranno e che è giusto partire e cantare quando ci saranno tutte le condizioni per farlo bene, perché io non vorrei mai che ci venisse fuori la notizia che in un coro della nostra regione c'è stato un focolaio di infezione. E si sta veramente perché è una bella responsabilità per chi effettivamente risponde di questo coro, no? Legalmente, perché è chiaro che ognuno ha un presidente, ci sono responsabilità, un rappresentante. ci sono responsabilità, sì, però qualcosa, è anche, vero?
ci sono anche le questioni proprio umane che non vorremmo mai dare notizie di questo genere, insomma, ecco. Dopo, io credo che io consiglio questo, do questo messaggio ai cori: adesso non si può partire, ancora non siamo pronti per partire. Se qualcuno ha delle domande, delle richieste, ci interpelli, veda, noi mettiamo tutti gli aggiornamenti che abbiamo, li mettiamo sul sito, siamo pronti a dare tutte le risposte e tutte le informazioni. Ci sono esperimenti in altre regioni che hanno tentato di dare degli indirizzi, se volete si possono a disposizione di tutti. L'Emilia Romagna ha fatto una normativa, un protocollo per la corsistica, dove dice che si possono fare corsi di canto con una distanza di 2 metri in tutte le direzioni da ogni persona. Io ho provato a sviluppare una piantina per ospitare 20 persone a distanza di 2 metri, con 3 metri a distanza del direttore ci vogliono 220 metri quadrati. Sono misure che noi non abbiamo, però queste sono le misure che potrebbero far pensare a un minimo di abbassamento del rischio. La provincia autonoma di Bolzano parla chiaramente di possibilità di riunirsi per fare le prove se ci sono 10 metri quadrati a persona e una distanza di 3 metri dal maestro e almeno 2 metri dai coristi. Capite che equivale a dire stiamo a casa, che è meglio, perché trovarci in 4 su una sede di 50 metri quadrati non capisco dove sia il vantaggio, perché il rischio comunque c'è sempre. Rendiamoci conto che dopo ci sono tutte le precauzioni da mettere attorno: la reazione dei locali, l'igienizzazione, la sanificazione, la pulizia delle superfici, non scambiarsi gli oggetti, le partiture che non si possono essere in comune, devono essere sempre personali, portate via, portate a casa, pulite. Insomma, voi capite che è meglio ancora aver pazienza e dire abbiamo aspettato un po' di più, ma non abbiamo avuto problemi. Insomma, si può Questo dire è il messaggio anche che mi sento di dare, insomma, ecco. Oltretutto vogliate bene al vostro direttore, perché tutti i coristi sono rivolti verso di lui, quindi tutte queste goccioline vanno tutte nella stessa direzione, che è quella del direttore. Quindi cercate, save the conductors, è il nostro messaggio. Yerney voleva aggiungere qualcosa, prego Yerney. Sì, sottoscrivo l'ultima frase in quanto ce l'ho, è mia moglie, insomma, quindi attenzione alle mogli. Ma no, per raggiungere una banalità da artigiano del pensiero, non chiamarla quarantena, ma dirla in altro modo, digiuno, pazienza o attesa. Rendiamoci conto della preziosità del tempo che abbiamo a disposizione, finalmente, non solo per fare torte e altre diavolerie culinarie, ma per studiare, per riflettere e per progettare. È vero, si possono fare molte cose anche in questo momento, diciamo, come alcuni dicono, sospeso, che a me non piace, no? Ci sono tantissimi corsi, no? Personalmente, ad esempio, sto seguendo dei corsi interessantissimi che riguardano proprio la musica corale, fare quello che di solito non facciamo. Dottor Albanese, ci sente adesso in diretta? C'è il collegamento? Sì, e dimmi, adesso ti sento. Perché volevo anche, Sì. siccome poi il problema è che adesso le persone non si rendono bene conto del fatto che il problema continua, perché c'è bel tempo, arriva l'estate. Ad esempio è arrivata la domanda: e cantare all'aperto con il coro? Risponda lei. Sì, cantare all'aperto, o meglio stare all'aperto, i rischi sono minori che cantare in un ambiente chiuso dove le famose goccioline si possono accumulare e disperdere, no? All'esterno si può cantare tranquillamente, però bisogna sempre rispettare la famosa distanza, quindi non so quanto sia possibile poi riuscire a dirigere. Due, si parlava prima delle mascherine, è già difficile parlare con le mascherine, figuriamoci poter cantare anche
per un bel pezzo come tempo, le maschine poi si umidificano e, non si, e finisce il loro effetto filtrante, quindi bisogna sostituirle. Quindi sì, cantare all'aperto potrebbe essere un aspetto da prendere in considerazione, ma non adesso. Ancora una volta torno a sollecitare pazienza e serenità, nel senso che bisogna poi, anche se si va a cantare all'esterno, ci può essere il rischio dell'assembramento e la famosa distanza di sicurezza a mancare. Quindi ancora una volta di stare tranquille e serene e aspettare momenti migliori. Anche perché anche nel momento in cui avremo cantato all'aperto, prima e dopo il momento del canto ci saremo sicuramente incontrati e sarà stata tanta la voglia di chiacchierare e di stare a distanza ravvicinata, perché ci conosciamo, noi coristi e persone della coralità amiamo stare insieme, insomma c'è un effetto magnetico tra di noi, quindi aver pazienza è il messaggio che è passato dalla trasmissione odierna, da questo aperitivo corale, dagli argomenti molto importanti, e anche convertire la propria passione in altri argomenti complementari per riprendere poi con una maggiore consapevolezza, perché si può essere coristi a tutto tondo. Fate veramente quello che non fate di solito, studiare e analizzare i brani o magari appunto seguire corsi, addirittura, cioè io sto seguendo cose sulla leadership corale, sulla psicofonia, cioè si possono fare tantissime cose che ruotano intorno al mondo corale, cioè Lusci ha in preparazione delle cose interessanti, quindi, e oltretutto vorrei anche ribadire quanto detto dal Presidente. Se avete dei dubbi, comunque Lusci è in contatto continuo anche con la Regione e per cercare di dare a tutti le informazioni più aggiornate, quindi siamo qui a vostra disposizione. Sappiamo che è difficile, ma troviamo il modo di superare in maniera anche ottimistica e positiva questo momento. Io vorrei anche riprendere proprio alla fine della trasmissione un po' le parole con le quali abbiamo iniziato, quelle di Ernei, mi sono presa anche appunti, sai, ho scritto effettivamente che c'è in questo futuro che viviamo come minaccia, però deve esserci la volontà ottimista comunque di trovare una soluzione, accompagnati ovviamente dalla Regione, per ritornare in qualche modo, dopo essere stati cacciati da questo Eden filosofico della coralità, per ritornare in quel giardino meraviglioso che ci rende così felici, insomma, che è la coralità. Quindi dopo aver fatto questo grande cerchio intorno alla filosofia e alla medicina, nella nostra passione corale, io ringrazio moltissimo i nostri due ospiti della puntata odierna, il dottor Rosario Albanese e il professor Ernei Szczek. Grazie di essere stati con noi. Grazie a voi. Grazie per l'invito e tanti auguri e saluti a tutti i coristi grazie, e d'Italia naturalmente. E d'Italia, infatti, perché ci seguono anche da fuori regione, giustamente, siamo online. E allora ringrazio anche il presidente dell'Usci Friuli Venezia Giulia, Carlo Berlese, che oggi è stato qui con noi in questa trasmissione. Grazie. Grazie a tutti, grazie a tutti. Il mio regista Pierfilippo Rendina, grazie di aver creato tutte le inquadrature, così promettiamo, la prossima settimana avremo un argomento molto frizzante, molto adatto a un cocktail, come sempre non ve lo diciamo, vi diamo subito appuntamento alla prossima puntata che sarà venerdì prossimo, sempre alle 18:30, puntuali, qui sui canali social dell'Usci Friuli Venezia Giulia, significa su Facebook o su YouTube. Vi aspettiamo, arrivederci. Arrivederci, ciao. Arrivederci. Ciao a tutti, buonasera.